Ma, 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 ma buonasera a tutti amici, da Napuriello 87 e Forza Napales. Voglio non ci facete caso come sto vestito oggi, tutto elegante, un frat. Sono stato da un messicano in Lozano. A parte i scherzi, sono stato a mangiare un messicano dall'amico di Lozano. Allora, parliamo del Napoli, parliamo seriamente del nostro amato Napoli. Il Napoli che sta avendo difficoltà con il contratto di Callecon e di Mertens. Ci sono voci che Callecon potrebbe raggiungere Hamsik al Dalian Ifang. Su Mertens, anche su Mertens ci sono voci di non rinnovo, di negatività sul rinnovo di Mertens anche per lui. Io spero che ovviamente si rinnova sia Mertens che Callecon, cioè che il Napoli faccia il rinnovo sia per Mertens che Callecon, perché ovviamente sono due giocatori ancora che possono dare, secondo me, per il nostro Napoli, soprattutto Callecon. Perché Callecon? Perché Callecon è un giocatore che fa non solo si fa vedere in fase offensiva per realizzare gol, non è che poi realizza così tanti gol, ma un giocatore come Callecon è molto più utile per il Napoli per il lavoro che ti fa in campo. Diciamo che Callecon è un giocatore che torna in difesa, aiuta la fase difensiva, vedere anche propositivo in fase offensiva, non dopo la fase difensiva. C'è un giocatore a tutto campo, corre sempre, dà sempre il meglio. E diciamo lui fa sia la fase offensiva che difensiva. È un giocatore così importante, non so il Napoli se riuscirà a trovarlo per sostituirlo. È quello che mi fa preoccupare. Poi sappiamo gli inserimenti di Callecon senza palla, a memoria con Insigne o con Mertens quando gli fanno il lancio lungo, e l'abbiamo visto anche sul gol di Mertens che ha fatto con il Brescia. È molto importante anche negli inserimenti, cioè Callecon è molto determinante per il Napoli, è molto importante per questo Napoli e secondo me va rinnovato il contratto. Così come Mertens, perché abbiamo visto che nelle ultime partite, senza Mertens, senza Ciro, a parte che Mertens ama il Napoli, ma senza Mertens questo Napoli non riesce a far gol. Parlando sempre di Mertens. Mertens che dall'anima, come lo stesso Callecon, ama la maglia del Napoli, ha sempre detto che si ritiene un napoletano nonostante sia belga. Voglio poi ha delle giocate, quando è in forma è veramente difficile da fermare Mertens, è forte. Secondo me vanno tenuti tutti e due, vanno rinnovati i contratti ad entrambi anche per un anno, 2 anni, ma vanno rinnovati, perché secondo me ti possono ancora fare la differenza. Come ho detto, specialmente Callecon. Parlando invece sugli attaccanti liberi, gli attaccanti svincolati, attualmente c'è Ibrahimovic, c'è pure Cavani a gennaio. Io ci farei un pensierino, ovviamente abbiamo preso già Llorente lì avanti. Difficilmente andremo a prendere un altro attaccante, avendo anche Milik. Ora diamo fiducia a Milik perché ovviamente Milik mentalmente sappiamo che il ragazzo ha bisogno di fiducia per le voci di mercato che ci sono state, appunto perché la società, non lo so, la società cercava proprio un altro attaccante come ha cercato Llorente perché aveva poco, magari anche i tifosi, poca fiducia in Milik. Diamo fiducia a Milik, magari chi lo sa, può tornare quello di prima, che può ritornare a fare i grandissimi gol che ha fatto. Ricordiamo quello con l'Atalanta a volo, un grandissimo gol, insomma. Poi i gol su punizione. Insomma, Milik lo sappiamo, le qualità, le potenzialità per far bene ce l'ha. Ovviamente dopo l'infortunio fa pensare un po' di negatività nel giocatore. Abbiamo visto qualche difficoltà, abbiamo visto anche la sfortuna prendendo tante traverse, non riuscendo a prendere lo specchio della porta da parte di Milik. Ci vuole un po' di pazienza, però anche questo è vero, la pazienza fino a quando la può avere il Napoli, fino a quando possiamo averla noi tifosi. Ecco questo, secondo me dovrebbe giocare da subito e vedere fino a quando può dare questo Milik, fino a quando può ritornare lui, se
dobbiamo vedere, no? Insomma, se può ritornare, se ormai ne dobbiamo fare almeno, dobbiamo metterci l'anima in pace a gennaio, farlo partire e magari puntare su un altro svingolato come Ibrahimovic o come Cavani, anche se la vedo difficile che De Laurentiis vada a prendere un altro svingolato a parametro zero che poi ci abbia una certa età, perché anche Cavani diciamo comincia a avere un'età, anche se non è vecchio. Ovviamente Llorente c'ha 34 anni e Cavani ce ne avrà 32. Comunque altri 2 anni, 3 anni, anche 4 anni Cavani te li può fare, te li può far bene. Ovviamente non è più lo stesso Cavani, però è forte, è un attaccante, non possiamo mettere in dubbio la sua tecnica, la sua qualità, l'essere un attaccante forte, essere un attaccante di sfondamento come è Cavani, lo stesso come Ibrahimovic, nonostante ci abbia 38 anni, magari lui un anno ti può fare al top, poi è finito Ibrahimovic, ma comunque lo prendereste a parametro zero. Ovviamente al Napoli riserva anche l'attaccante per il futuro e De Laurentiis io penso che vada proprio su quello. Se dovrebbe sostituire Milik, andrà più su un attaccante giovane, secondo me, un attaccante che magari visto bene che può dare tanto al Napoli. Non penso che vada a prendere uno con una certa età come a Cavani Ibrahimovic, anche se secondo me uno dei due ci potrebbe far comodo a questo Napoli, perché secondo me ci manca proprio un po' di esperienza all'avanti, uno con tanta esperienza e uno che fa tanti gol, tipo alla Higuain, tipo allo stesso Cavani che avevamo. Ci manca un attaccante anche come Belotti, come Immobile. Ecco, proprio se vuoi andare a prendere uno giovane che ancora può dare, io punterei su uno come il Gallo Belotti o su uno come Accino Immobile, che secondo me con Insigne ha già giocato anche al Pescara, ricordiamo i tempi di Pescara, ha fatto tantissimo bene. Sarà difficile strapparlo ovviamente allo Tito o a Cairo Belotti, perché ti fanno pagare una cifra esagerata. Però intanto diamo fiducia a Milik e vediamo Milik cosa. Io spero con tutto il cuore che ritorna l'Arkadiusz Milik che abbiamo sempre visto nelle prime partite, dove ha fatto gol uno appresso l'altro, una partita dopo l'altra, perché Milik all'inizio era così, era quello che segnava una partita dopo l'altra. Niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti del contratto per Callejon di Mertens, il possibile acquisto in attacco, anche se si parla di Hamsik che potrebbe tornare. Anche questa secondo me è un po' un'ipotesi difficile, perché come ripeto è difficilmente De Laurentiis va a prendere giocatori che già hanno giocato nello stesso Napoli. Difficilmente torna uno come Lavezzi, come Cavani, come Hamsik, secondo me. Poi nel calcio tutto è possibile. Fatemelo sapere nei commenti, lasciate tanti like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto venite sotto il video di Napoliello87 ed iscrivetevi al canale. Buonanotte a tutti amici da Napoliello87 e forza Napalessa!